consigliere delegato e la nuova giunta regionale tra conferme e sorprese. Ci sono Bitonci e Gerosa, ma non Rigonisterna, al suo posto Venturini, vicepresidente Pavanetto che strappa il lavoro a Mantovana. Il luminare della cardiochirurgia, l'assessorato più atteso, tante le sfide, la partita delle liste d'attesa si gioca sull'appropriatezza, la carenza di medici, dobbiamo essere attrattivi. Malore al volante sbanda e l'auto si schianta contro un platano, donna di 56 anni muore sul colpo, l'incidente alla salute di San Stino di Livenza. Paura questo pomeriggio a Venezia per un atterraggio di emergenza all'isola di Sant'Erasmo, il velivolo è riuscito ad atterrare in una piccola striscia sabbiosa, salve le 2 persone a bordo. Lotta al narcotraffico, operazione della polizia tra Venezia, Padova e la Francia, smantellata una rete nigeriana che riforniva le principali piazze di spaccio, 4 arrestati. Oggi a Messe nuovo appello per la liberazione del cooperante veneziano Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno, in centinaia al centro Candiani. Alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, alla scoperta di un giovane artista, lo scultore Paolo Azzi, di 99 anni, che a Venezia ha coronato il suo sogno di sempre. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali La Politica in primo piano, con la presentazione questa mattina a Venezia della nuova giunta regionale. Ho più volte ribadito l'importanza che gli assessori si occupino esclusivamente della loro attività amministrativa, non si perdano in beghe politiche o partitiche. Quindi gli assessori non potranno, occuparsi di questo, dovranno occuparsi a tempo pieno della loro specifica attività. E questo è il messaggio che risuona tra i corridoi del Palazzo Grandi Stazioni nel giorno delle presentazioni ufficiali. Eccola la nuova giunta regionale del Veneto con i suoi 10 assessori chiamati uno a uno dal presidente Alberto Stefani, che inizia calando l'asso un profilo rigorosamente tecnico. Sono onorato di poter dire che il professor Gino Gerosa assume la delega alla sanità, alla programmazione sociosanitaria. Grazie professore, sono onorato della sua scelta. Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama internazionale, dirigente all'azienda ospedaliera di Padova, guiderà quindi l'assessorato più impattante, quello che da solo impiega l'80% delle risorse di bilancio, scorporato rispetto al passato il referato al sociale, che va alla trevigiana leghista Paola Roma, che avrà anche la delega allo sport e all'abitare. Sempre dalla Lega arriva Massimo Bitonci, nuovo assessore allo sviluppo economico, unico assente giustificato della giornata, che dovrà lasciare il posto di sottosegretario al Ministero del Made in Italy. L'altro leghista è il vicentino Marco Zecchinato, già sindaco Orgiano. A lui le delega all'urbanistica, enti locali, identità veneta. 5 posti in giunta confermati per Fratelli d'Italia, con il veneziano Luca Spavanetto che diventa il vice di Stefani. Il suo assessorato è pesantissimo, spaziando dal turismo al lavoro, materia quest'ultima che non sarà più della polesana Valeria Mantovan, che resta all'istruzione e alla formazione e si prende la cultura. A Diego Ruzza, già sindaco di Zevio, vanno trasporti e mobilità, mentre Filippo Giacinti, primo cittadino ad Albignasego, si occuperà di bilancio. Da Belluno arriva Dario Bond, anche per lui un super assessorato, agricoltura, caccia e terre alte con relativa gestione dei fondi comunitari derivanti. A rappresentare Forza Italia è la padovana Elisa Venturini, consigliere uscente, un passato da sindaco di Casalserugo, per lei protezione civile e ambiente. Pacta sunt servanda, aveva detto più volte Stefani, con riferimento alla spartizione tra alleati, e così è stato, ma la questione è anche geografica, con l'asse del potere che sembra spostarsi a ovest lungo la direttrice Padova-Vicenza-Verona. Il baricentro politico di questa giunta si sposta su Padova-Verona o è una giunta equilibrata tra i territori? È una giunta assolutamente equilibrata, nel senso che intanto garantisce la territorialità di tutte le province. Non solo assessori però, con Stefani che ha sfruttato una possibilità normativa, quella di individuare dei consiglieri delegati. La prima è la veronese Elisa De Berti, assessore uscente Zaiana Di Ferro, che continuerà a presidiare le infrastrutture, Pedemontana, Via del Mare, cantieri olimpici, su tutto. E poi Morena Martini, insegnante e sindaca storica di Rossano Veneto, voluta da Stefani per aiutarlo nella partecipazione giovanile. Proprio le politiche giovanili restano in capo al presidente 33enne. Faremo tutto quello che si potrà fare perché il Consiglio regionale e ovviamente la Giunta
possa garantire un piano importante di coinvolgimento dei giovani alla politica. E parla già di liste d'attesa e medicina del territorio l'assessore alla sanità Gino Gerosa. Come coinvolgere le nuove generazioni, potrei dire come convincere i medici italiani a restare in Italia e non andare all'estero. Questo è un primo punto cogente, che vuol dire restituire dignità, come dire, sociale ed economica alle tutte le figure, non solamente i medici, non solo i medici, quindi infermieri, tecnici, operatori sanitari che lavorano all'interno del pianeta salute in Italia. Solo trattenendo i camici bianchi in fuga si può parlare di salute e di sistema universalistico. Questa è la convinzione di Gino Gerosa, una vita in corsia come cardiochirurgo e ora nuovo assessore alla sanità. La sua è una fotografia dall'interno. Ci sono tantissimi problemi ai quali bisogna rispondere e dovremo rispondere naturalmente cercando di rendere ancora più efficace il rapporto tra ospedale e territorio. In tal senso nuove tecnologie e intelligenza artificiale potrebbero fare la differenza, anche se il fattore umano, dice Gerosa, deve rimanere predominante. C'è poi la rete degli ospedali. I presidi fissi resteranno tutti. L'ospedale non è una struttura fisica fatta di mattoni, l'ospedale è una struttura fatta di professionalità. Se fossi un cittadino vorrei delle eccellenze e delle professionalità che si prendono cura di me, non dei mattoni. Quindi prima le competenze, i talenti. Esatto. L'altro fronte caldo, quello delle liste d'attesa, con il professore che lascia intendere di essere pronto a chiedere di rivedere criteri e priorità. Nessuno ha la bacchetta magica, ma le rispondo con una parola. Le liste di attesa devono incontrare l'appropriatezza. E su questo si gioca un'importante partita. È una partita con Roma, con il Ministero anche. Ma è una partita che intanto giochiamo qui. Ma sono tante le partite che si giocheranno e che si sono già giocate. Lo stesso Lucas Pavaneto, da oggi vice di Stefani, conferma come la leader Giorgia Meloni abbia sempre tenuto il punto. E sappiamo insomma che in primis lei ha sempre il controllo e ha scelto sicuramente le persone migliori per rappresentare la Giunta, come le persone migliori per avere insomma le liste che oggi compongono il Consiglio regionale. Di certo si apre una nuova stagione politica dove per governare c'è bisogno di tutti. L'era Zaia è finita. Lunedì a Palazzo Ferrofini la prima assemblea del Parlamentino regionale con un vertice di maggioranza già fissato per mezzogiorno. Il Consiglio regionale che è stato eletto è già un Consiglio regionale equilibrato, quindi non c'è un gruppo consigliare che può fare maggioranza a sé e quindi perché penso che questo sia utile per avere una maggiore discussione anche su determinati temi, che non significa rallentare, ma significa magari arricchire ancora di più quelle che sono le proposte di legge e le iniziative che arrivano dalla Giunta. Pavaneto, capogruppo uscente proprio al Ferrofini, lascerà il posto quasi certamente al trevigiano Claudio Borgia, e trevigiano dovrebbe essere anche il capogruppo della Lega, ovvero Riccardo Barbisan, attuale vice segretario del Carroccio in Veneto. Quanto a Forza Italia, nei minuti e nelle ore precedenti all'ufficializzazione si sarebbe vissuto uno psicodramma. Roberto Rigoni Stern, dato quasi per certo, è stato alla fine scalzato da Elisa Venturini. La diretta interessata non smentisce né si scompone. Vorrei ricordare che dopo il segretario Tosi, la più votata a livello regionale sono io, che ho preso 8.843 preferenze, quindi a fronte di questo io penso che anche venga in qualche maniera riconosciuto l'impegno, il sacrificio, il consenso che c'è sul territorio. Intanto l'opposizione già cannoneggia, parla di giunta sbilanciata. Jonathan Montanariello del Partito Democratico, Venezia dice è stata messa ai margini e nessun riferimento è stato fatto sulla delega della pesca, e dalla CGIL veneziana si dice che manca una delega su Porto Marghera. Ma chiusa la giunta si guarda al Consiglio e alla sua presidenza. In gioco c'è Luca Zaia, suo vice, l'ex sindaco di Vicenza Rucco, e qui la partita non è chiusa. Chiusa la pagina politica, proseguiamo con la cronaca e la notizia della tragedia che si è verificata nel pomeriggio alla Salute di San Stina di Livenza. Malore al volante, sbanda e l'auto si schianta contro un platano. Donna di 56 anni muore sul colpo. L'auto è uscita di strada finendo la sua corsa contro un platano che costeggia la carreggiata. E paura questo pomeriggio a Venezia per un atterraggio d'emergenza
oggi in Baccan, all'isola di Sant'Erasmo. Verso le 15:30 un ultraleggero con a bordo un allievo pilota e un'istruttrice ha avuto un presunto problema al motore. L'aereo era appena decollato dall'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò al Lido. A riportare la calma a bordo l'istruttrice, che ha assunto i comandi, riuscendo con una manovra da manuale ad atterrare in una piccola striscia sabbiosa in mezzo alla laguna, senza fortunatamente alcuna conseguenza per entrambi. Ed ancora cronaca, narcotraffico a Venezia, smantellata importante rete internazionale. Le indagini sono partite da Mestre. Maxi operazione contro il narcotraffico della squadra investigativa della Questura di Venezia e coordinata dalla Procura di Venezia, con 54 indagati di varie nazionalità, per lo più di origine nigeriana, 50 kg di droga tra cocaina, eroina e anfetamine sequestrati anche a corrieri di nazionalità italiana e 7 arresti in flagranza eseguiti tra Veneto e Francia. Indagine di appostamenti, pedinamenti e intercettazioni costata anni di lavoro e partita da Mestre, dal monitoraggio della polizia sul noto quadrilatero della droga, con Via Piave al centro dello spaccio. Partendo dall'analisi, dal monitoraggio dei pusher attivi su Via Piave, siamo riusciti a risalire la filiera, arrivando a tracciare un organigramma di un'organizzazione complessa transnazionale, come le dicevo prima, dedita appunto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Da qui l'indagine si è allargata a Padova, individuata come hub logistico e centro di stoccaggio della droga, per poi risalire fino ai vertici di un'organizzazione criminale transnazionale con base operativa in Olanda e ramificazioni in Italia e altri paesi europei. 4 i principali indagati ai vertici dell'organizzazione, 3 arrestati tra la provincia di Padova, la Francia e l'aeroporto di Venezia, 1 è tuttora latitante. E sono misure cautelari, ci tengo a ricordarlo, che arrivano ad epilogo di progressive iniziative della Procura della Repubblica, della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, che ha inteso far accertare la responsabilità delle posizioni più rilevanti a livello associativo. Sono 4, uno dei destinatari del provvedimento è ancora da ricercare. Indagini ancora in corso. Il valore aggiunto di questa inchiesta è di aver risalito la filiera partendo proprio dalle strade di Mestre. E da oggi a Mestre nuovo appello per la liberazione del cooperante veneziano Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno. 150 i delegati delle varie categorie in rappresentanza degli oltre 70.000 iscritti alla CISL di Venezia, che si sono dati appuntamento a Roma in piazza Santi Apostoli per la manifestazione nazionale di protesta contro la manovra di bilancio. Noi della provincia di Venezia siamo molto sensibili a questi temi di politica economica, per cui speriamo che ci prendano in considerazione. Dobbiamo cambiare un attimo la mentalità e anche quello che si vuole raccontare di come va l'Italia. Siamo il sindacato del riformismo, quello che preferisce una conquista vera a 100 comunicati stampa. Noi come metalmeccanici arriviamo da un periodo un po' burrascoso, visto che abbiamo eravamo da una vigenza di contratto di quasi un anno e mezzo, abbiamo fatto scioperi, 40 ore di scioperi per l'esattezza, per arrivare poi la settimana scorsa praticamente a un rinnovo del contratto nazionale. Abbiamo portato a casa almeno 205 euro di aumento salariale spalmato. È una presa di posizione sulle problematiche del Paese con convinzione di avere un dialogo con qualsiasi sia la nostra parte, purché democratica e convinta che l'obiettivo primario deve essere il lavoro. E questo naturalmente era il servizio relativo alla manifestazione di protesta che c'è stata oggi a Venezia, a Roma, da parte della CISL. Vediamo invece adesso il servizio sulla mobilitazione per la liberazione di Alberto Trentini. Sono 393 giorni che Alberto Trentini è chiuso in un carcere di Caracas e noi siamo qui con la Fondazione Pellicani, Articolo 21 e amici
parenti e chiunque per dire non dimentichiamo Alberto. Centinaia di persone hanno partecipato al Centro Culturale Candiani di Mestre alla nuova mobilitazione per chiedere la liberazione di Alberto Trentini, una partecipazione commovente, come ha sottolineato anche l'attrice Ottavia Piccolo, dando la sua voce alla lettera che mamma Armanda Corusso, madre di Trentini, ha trasmesso all'evento per ringraziare gli organizzatori e rilanciare la mobilitazione. Ad Alberto è stata legata la vita e io continuo e non mi fermerò a sollecitare un intervento incisivo per la sua liberazione. Tenere alta l'attenzione è prioritario anche perché già in 2 occasioni, come ha confermato l'avvocata della famiglia Alessandra Ballerini, si è sfiorata la liberazione di Alberto e dopo la scarcerazione di un detenuto francese vicino alla cella di Trentini, più forte ci si deve chiedere perché non Alberto? Bisogna spezzare questo clima pericoloso di silenzio attorno ad Alberto Trentini, secondo me considerato un sequestrato di serie B. Forse ha il reato di solidarietà il suo, perché nella vita lui ha fatto solo solidarietà. Raccogliamo l'appello dei familiari, dobbiamo mobilitarci tutti assieme, soprattutto Venezia, la città di cui è natale Alberto Trentini. Alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista la scoperta di un giovane artista, lo scultore Paolo Izzi, di 99 anni, che a Venezia ha coronato il suo sogno di sempre. Eterno amore per la natura è questo il titolo della mostra che il grande artista Paolo Azzi, oggi 99enne, ha realizzato a Venezia allo spazio Badoer della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. La mostra propone la sua scultura e pittura dal 1952 ad oggi ed è stata curata con passione e originalità da Alberto Sperandio insieme a un gruppo di amici ed estimatori dell'artista. Per Azzi, presente all'inaugurazione, la realizzazione della mostra è un bel sogno che si avvera, un messaggio di incoraggiamento per i giovani. L'inaugurazione ha avuto un grande successo di pubblico. Quali risposte? Sono di una notevole varietà. Ci sono paesaggi, ci sono volti maschili, volti femminili, ci sono animali, foresta, alberi, un po' di tutto. Il mio legame nel Trentino ce l'ho nel sangue, sono nato in provincia di Trento, sono vissuto in provincia di Trento, me la sono goduta, me la sono ammirata di essere nato in provincia di Trento, molto fiero. In questa esposizione di quadri di Alberto Azzi sono riassunte la sua passione per l'arte, la natura e la cura del dettaglio. È un artista autodidatta, oggi 99enne, con la passione dell'arte sin da ragazzo. Prima ha fatto il dentista a 45 anni in Trentino, poi a 67 anni, andata in pensione, si è trasferita in Canada, affascinato da quei paesaggi. Azzi si può definire un artista autodidatta, orgogliosamente trentino di nascita, che ha vissuto a lungo anche in California. Il messaggio che voglio dare ai giovani è quello di essere bravi, onesti, diritti, non scantinare, non farsi abbagliare, non farsi trascinare, ma seguire la giusta strada, è quella della coscienza, è quella poi che predica tutti i giorni la Chiesa Cattolica. Seguite la Chiesa Cattolica e agirete bene. In chiusura vi ricordo che è ripartita la nostra rubrica dedicata a voi e alle vostre natività. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se volete potete fare anche una breve descrizione del presepe e registrare i vostri auguri. Il numero WhatsApp lo vedete in sovraimpressione 351 1755340. Specificate il vostro nome, cognome e comune di residenza. Ed è tutto per questa edizione veneziana dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento, arrivederci.